Piraterie 3 è un viaggio ideale tra metaverso e intelligenza artificiale. La copertina, come sempre, è del maestro Nicolò D'Alessandro, le edizioni Medinova di Antonio Liotta. È un viaggio tra quello che ci appare complicato, strano, perverso, è quello che ci affascina, il mondo dell'intelligenza artificiale. Che cosa accadrà? Chi potrà prendere il posto dell'uomo? Davvero riusciranno i robot a sostituirci? E poi come faremo a controllare l'intelligenza artificiale? Quanto sarà violata la nostra privacy? Che cosa accadrà alle nostre vite? E proviamo a raccontarlo con delle microanalisi sociologiche, partendo da fatti di cronaca, partendo da cose che accadono sul web. Ed è questa la scommessa, ancora una volta, che insieme all'editore Antonio Liotta abbiamo fatto, provando a raccontare, sorridendo, la nostra società, il nostro modo di vivere, il nostro modo di rapportarci con le nuove tecnologie, che sono diventate ormai indispensabili, ma che allo stesso tempo temiamo. Non possiamo farne a meno, però abbiamo paura. Ed è questo il rapporto controverso che Piraterie affronta, e Pirateria 3 è davvero un viaggio che non potete perdere. Proviamo a farlo insieme. Buona lettura.